Coach, allora, una rimonta incredibile davvero in una partita molto fisica e mai scontata fino alla fine. È stata sicuramente una bella partita per quelli che sono venuti e ne approfitto per ringraziare i tanti di San Vendemiano che hanno fatto il tifo dal primo minuto fino all'ultimo. Credo che la nostra migliore qualità oggi sia stata quella di riuscire a non mollare di fronte alle difficoltà, paradossalmente soprattutto offensive dei primi 15 minuti, poi tra il 15esimo e il 20esimo abbiamo veramente concesso tantissimo, in quei 5 minuti abbiamo concesso 17 punti a Mestre che sono stati veramente tanti. Abbiamo stretto un pochettino le maglie, abbiamo fatto delle giocate di energia e di carattere e quindi oggi vanno fatti grandi complimenti al gruppo. Che cosa vi ha permesso appunto di svoltare una partita che sembrava in mano salda alla Gemini? Ma in realtà abbiamo continuato a credere nelle 2 o 3 cose che avevamo già preparato, diciamo, in settimana, che poi settimana non è stata perché giocando di mercoledì abbiamo in realtà fatto solo 2 allenamenti di squadra. Abbiamo insistito perché secondo me il primo tempo comunque offensivamente avevamo avuto dei vantaggi che non avevamo concretizzato. Abbiamo continuato a insistere su alcuni giochi, ne abbiamo inseriti 2 nuovi, abbiamo cavalcato 2 situazioni disegnate al momento ed è andata bene. Vincere un derby poi ha sempre un sapore particolare. Beh sì, chiaramente sì, per me poi è il primo anno qui, quindi sono molto contento di aver regalato questa gioia non solo alla gente che è intervenuta ma anche al club che se lo merita perché sta facendo veramente tanti sacrifici per poter crescere e fare passi in avanti. Unico neo l'infortunio a Preti. Eh sì, ormai ci facciamo un po' il callo perché in questa stagione pare proprio che gli infortuni non ci vogliono lasciar stare. Però ecco, il gruppo ha reagito bene, anche lo stesso Jacopo è stato super partecipe dalla panchina, quindi ci pensiamo, da domani pensiamo a sistemarci.